Cori da stadio e cartelli dal messaggio inequivocabile, la protesta ambientalista è andata in scena al di fuori dei cancelli della Veritas a 24 ore esatte dal disastro della Trevi Sigma. La zona di Marghera, questo è il senso, non può permettersi un nuovo inceneritore a Fusina, progetto che mercoledì approderà in Commissione Via in Regione. La Commissione Via decide mercoledì prossimo. La Commissione Via doveva invece bloccare assolutamente questo iter perché siamo in una situazione di mancanza di dibattito complessivo. Nei comuni si è discusso pochissimi, ci sono stati pochissimi consigli comunali e anche i cittadini non hanno avuto, causa coronavirus, la possibilità di discutere. Agli ambientalisti arriva l'appoggio del Movimento 5 Stelle. Il messaggio è quello di una contrarietà a questo impianto perché non ce n'è assolutamente bisogno, in quanto la nostra provincia è autosufficiente per quanto riguarda lo smaltimento del rifiuto e noi siamo per una visione di riciclo, riuso e riutilizzo. La nostra amministrazione dovrebbe dare queste linee di indirizzo politico, non consentire che vengano dati messaggi assolutamente opposti come quelli che un inceneritore fa bene perché produce energia. Tra i comitati c'è chi chiede a Veritas analisi e studi specifici. Abbiamo proposto a Veritas di fare un prelievo del latte materno, esame che è già stato fatto anni fa e che aveva dato degli esiti molto preoccupanti per la presenza di diossine all'interno del latte. Noi siamo i giovani di Fridays for Future e crediamo che progetti come questo non possano essere approvati in questo momento così particolare, soprattutto di fronte alla situazione climatica che stiamo vivendo che mette a rischio il nostro futuro. Siamo qui oggi perché lottiamo, perché vorremmo avere un futuro su questo pianeta, un futuro che dalle istituzioni di questo paese però ci viene negato. Another world is possible. We are unstoppable. Another world is possible.